Sono torrenti di Grande Guerra, il centenario, questa volta è Cividale al centro dell'evocazione. Sì, Cividale per motivi ovviamente di scadenze storiche quest'anno al centro, un progetto molto ambizioso, molto interessante che ha un momento clou il 27 pomeriggio, il 27 ottobre pomeriggio, diciamo sul Ponte del Diavolo in modo particolare. È un avvenimento atteso con grandi ospiti, con importanti partecipazioni e che sta sì nel filone di questi anni di finanziamento degli eventi legati al ricordo, alla lettura, all'interpretazione della Prima Guerra Mondiale nelle varie sfaccettature, ma che in questo momento è anche particolarmente significativo anche dal punto di vista così mediatico e di interesse, rivolto principalmente ai giovani come tutto il nostro interesse su questi 4-5 anni di commemorazione, perché sono loro che hanno bisogno di trovare le origini in quel momento storico drammatico, ma contemporaneamente di grande interesse. La presenza di Luca Zingaretti, oggi uno degli attori più importanti italiani, è un certificato di qualità e anche di popolarità, e quindi ci attendiamo una grande partecipazione. Anche a questo proposito è importante che le persone prendano posto per tempo, perché i posti non sono infiniti, si potrà vedere anche da Piazza Duomo sul maxi schermo, ma chiaramente la dimensione di quell'area, di quella strada non permette a migliaia di persone di vedere bene lo spettacolo, quindi diciamo seguite bene la manifestazione, venite per tempo perché credo che ci sarà una grande soddisfazione a esserci.